Grazie Gigi. Andrea Musa. Grazie a tutti, la prendo da lontano. Avete visto la qualità e la competenza delle persone che hanno esposto i temi. Sono solo la punta dell'iceberg del lavoro che è stato fatto in questi mesi. Io avrei bisogno di ringraziarli tutti, ma sono veramente tanti quelli che hanno voluto portare il contributo. E io vi dico una cosa, questo è un contributo veramente di qualità, di una qualità enorme. Che quello che è stato scritto non è stato scritto con competenza, è stato scritto con passione. È una cosa diversa. E anch'io ci ho messo del mio perché per competenza su quello che riguarda i fondi europei abbiamo tante cose da dire. E quell'esigibilità di questo programma, per esempio per quanto riguarda il risparmio energetico, i 50.000 cantieri che vogliamo aprire in tutta l'isola, abbiamo detto che ci metteremo 1 miliardo di fondi europei. E abbiamo detto anche un'altra cosa, abbiamo detto che le imprese sarde non dovranno aspettare 300-400 giorni per avere il finanziamento, glielo daremo in 60 giorni con i fondi europei, spendendoli in un progetto corale che interessa tutta l'isola. Però andate a guardare, mi sono emozionato sempre quando vado a guardare il simbolo, ogni volta me lo guardo, me lo ripeto, dico dobbiamo farlo diventare visibile. Più quel simbolo è visibile, anzi più scompare Andrea Murgia dalla scheda elettorale e più appare questo simbolo, più voti portiamo alla causa. Anche perché ci siamo stufati di chi viene come leader e vuole raccontare le cose. Noi siamo parte di un progetto. Io mi sento orgoglioso di essere parte di un progetto, non di essere solo il candidato alla presidenza della regione. E se quando farò il candidato alla presidenza della regione, porterò avanti questo progetto, non altro. E ancora, non ho visto un progetto di questo tipo nei conseguenti. Gli altri candidati alla presidenza della regione non hanno raccontato. Ma c'è anche un'altra cosa, il filo conduttore di questa cosa, guardatevi quei semicerchi a colori. Guardateli che sono rivolti verso l'esterno, non sono chiusi al contrario. L'isola è aperta, è un'isola perché è aperta verso l'esterno. E tutte le volte che però sono venuti dall'esterno ci hanno lasciato qualcosa di brutto. Abbiamo una quantità enorme di siti inquinati. Siamo la prima regione in Italia per siti inquinati e non li abbiamo inquinati noi. Quelli che li hanno inquinati sono venuti e se ne sono riandati. Non c'è mai stato nell'ovile di un pastore inquinamento. C'è in quei siti industriali dismessi. E lo stesso vale per le servitù militari, che siamo la regione d'Italia che ha più servitù militari. Se poi dite sempre 60%, ma lì ci sparano l'80% delle pallottole, delle bombe. E quelle servitù militari, la qualità di quelle servitù militari, l'inquinamento che dovrebbe pagare lo Stato. Abbiamo scritto la scheda per dire che quell'inquinamento, quelle cose devono essere bonificate, ma devono essere bonificate a carico dello Stato. Noi abbiamo uno Stato italiano che si è portato via 300 milioni dai comuni, 500 milioni dal bilancio. Nessuno negli ultimi 10 anni ha raccontato questa cosa, nessuno si è opposto a questa cosa. Ma quelli non sono soldi che ci deve lo Stato italiano in virtù di qualcosa, sono soldi che lo Stato italiano ci deve in virtù del nostro statuto, che è legge costituzionale, che è stato disatteso. Allora bisogna capire, una volta che presentiamo un progetto di questo tipo, un progetto che è di governo della regione, bisogna capire qualcosa di serio, bisogna capire come ci stanno lasciando la regione. Perché faccio anche fare le battute di questi giorni, ho visto le foto sui giornali, ci stanno lasciando la sanità in barella perché non ci sono posti letto, ci stanno lasciando i pazienti negli ospedali coricati per terra, ma ci stanno lasciando anche i nostri anziani soli, abbandonati nei paesi, perché per arrivare a un ospedale ormai è un'odissea, non solo perché non c'è l'ospedale vicino, ma anche perché non c'è trasporto pubblico interno. Ci stanno lasciando 1600 giovani agricoltori senza finanziamento dopo che li hanno presi in giro, gabbati. Ci stanno lasciando i nostri siti dove lavorano 900 persone, i siti archeologici di cui parlava Antonella, con lo stipendio a singhiozzo, dove paghiamo l'IVA per gestirli. Allora
di raccontare queste cose prima, di come è messa male l'agricoltura. Ci stanno lasciando col prezzo del latte a 56 centesimi al litro, meno di una figurina Panini, che ogni volta che va a mungere un pastore sta mungendo una figurina Panini. E non è colpa di quel pastore, è colpa di quelli che avevano lasciato così in basso il latte, è colpa delle organizzazioni che non funzionano, come diceva Marco, è colpa della politica che non si occupa di queste cose perché si sta occupando di altro. E la politica in questi anni si è occupata di urbanistica perché volevano in qualche modo sempre violentare quella fascia costiera. Sembrava un imperativo categorico dover portare qualche metro di cubatura in più a quegli alberghi che stanno in costa, ma è quello l'interesse dei sardi, è quello che non aveva più senso andare a raccontare al pastore del mio paese che forse era meglio fare un formaggio di altro tipo, forse era meglio che le cooperative facessero qualcosa, avessero qualche finanziamento in più. Per non parlarvi degli artigiani, delle imprese, dei disoccupati, di tutto quello che non va bene. E allora perché ci dicono? Qualcuno stanno scoprendo le radici. Io non ho paura della destra, non ho paura di questa destra. Sono 11 partiti, non me ne frega niente. È troppo facile vincere le elezioni mettendo 660 candidati nel territorio senza un programma. È troppo facile. È troppo facile raccontare una storia nuova quando quella persona che dovrebbe essere eletta ha fatto fallire la Saremar, l'unica compagnia sarda che operava sui traghetti. Anche l'altra storia, è troppo facile inventarsi un'altra storia e rimettere in consiglio le stesse persone che ne sono uscite. Il Partito Democratico era la partita ai morti. E non chiedeteci, non raccontateci di alleanze, non ne vogliamo neppure sentire perché noi siamo arrivati a questa cosa. Non ne vogliamo con nessuno, non ne vogliamo con Manifesta, non ne vogliamo perché voi l'avete già fatto, avete già dato e avete già distrutto quell'isola. Adesso tocca a noi con questo programma. Abbiate pazienza se di caso un po' però è così, non ho preparato niente. Io non sarò il presidente di autodeterminazione, faccio come fanno gli altri. Il 25 febbraio mi levo questa spilla e faccio il presidente dei sardi. E molto bene. Magari oggi è qui che loro raccontano dell'indipendentismo come vogliono loro lo raccontano. Io volevo ringraziarvi a Gavino, a Bustiano, a Marco. Dove siete? Marta, dove sei? Fabrizio, Pierfra, per il lavoro che avete fatto, per il lavoro che avete fatto in questi giorni, in questi anni. Noi siamo quelli che dicono no, ma lo dicono ragionato, lo dicono dentro un programma, offrono un'alternativa. Voi non potete più dire che il nostro indipendentismo non è maturo ed è merito vostro. Di autodeterminazione, di quello che avete costruito. Il nostro programma, quello che avete stato semplificato, il nostro programma è la base di tutta questa cosa. E quel programma, qualsiasi sia il risultato che noi porteremo alle elezioni del 24 febbraio, dovrà essere base di dibattito elettorale. Base di ogni confronto. Io porto l'agricoltura in ogni confronto con i candidati perché penso che sia un settore strategico, meritevole di tutte le attenzioni. Voglio che tutti quei giovani agricoltori sappiano che noi li ascoltiamo, come ascoltiamo gli operatori dei beni culturali, come ascoltiamo tutti i disoccupati che non hanno trovato prospettiva di lavoro, ma che sanno che possiamo costruire un progetto da 10 miliardi con i fondi europei. E lo stesso vale per la scuola. Stefano, abbiamo detto. Dove sei Stefano? Dispersione zero.
non perché sappiamo che non ci arriveremo, ma perché ognuno di quegli alunni, ognuno di quella storia sua, familiare, sociale, è parte, deve essere incluso nel nostro progetto, deve essere meritevole di ogni attenzione, perché in quell'età è facilissimo sbagliare. E non è una questione di soldi, non è una questione di stanziamento, è una questione di attenzione che dobbiamo dare a tutti. Non voglio rubarvi molto tempo. No, non ve lo voglio rubare. Ricomincia, non ho capito bene. Non abbiamo capito bene. Voglio dire che da ottobre non mi sono mai sentito solo, mai. Ho avuto paura, ho avuto minacce politiche, non minacce di altro tipo. Ho avuto persone che mi raccontavano speranza, mi dicevano che era velleitario, che era impossibile, che era difficile. Ma non ho mai tentennato, perché penso che ognuno debba dare un insegnamento e io lo devo dare soprattutto ai miei figli. E ho pensato sempre che se avessi fatto l'errore di tentennare, loro non l'avrebbero capito. Vi voglio dire una cosa seria a tutti ai 60. Stiamo prendendo quella bandiera in mano, non siamo soli. Non stiamo prendendo quella bandiera. Per me è un onore, lo so, anche per voi è un onore. Ma non è un onore perché la stiamo prendendo noi facciamo un passaggio, è un onore per quella bandiera. E dopo che non ci saremo noi, ci saranno altri. La porteremo avanti sempre in un progetto che non finirà il 24 febbraio, ma continuerà, fintanto che questo progetto non sarà il governo della Sardegna.